Rubinetti a secco da giorni nel Cosentino, cresce il malcontento. A Castrolibero riunione operativa fra Comune, Regione Sorical e acque potabili. Si cerca una soluzione, ma Sorical avverte, la crisi idrica continuerà. Giuseppe Canale fu ucciso da 2 killer vibonesi assoldati dai clan Regini per 14.000 euro. L'omicidio nel 2011, oggi arrestati i mandanti ed esecutori materiali. Sigilli ad una lavanderia industriale a Belvedere Marittimo, l'attività farebbe capo ad esponenti del clan Muto di Cetraro. In bocca la 2 contro mano allo svincolo di San Mango d'Aquino e si scontra contro un autocarro, grave un anziano automobilista. Polemiche social fra 2 primi cittadini nel Regino, il sindaco di Platì minaccia querele nei confronti del sindaco di Bianco che risponde via web. La Fondazione Agnelli dà i voti alle scuole calabresi, i licei migliori sono a Chiaravalle e Soverato nel Catanzarese. Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del nostro TG. Apriamo con l'emergenza idrica nella nostra regione ed in particolare nel Cosentino, perché ci sono diverse cause, ma una è di sicuro la drastica riduzione della portata dell'acquedotto Abate Marco. La Sorical, che aveva previsto l'attuale crisi dovuta ad una siccità straordinaria, annuncia che anche i prossimi mesi saranno davvero difficili. La società di gestione delle acque calabresi rinnova ai comuni l'invito ad agire sulla dispersione idrica, ma ci racconta tutto Gianluca Pasqua, sentiamo. Siamo andati al cuore del problema, è qui, in queste gallerie, che si decidono le sorti dell'erogazione idrica nelle case dei calabresi, in particolare di quelli della provincia di Cosenza. È qui che si concentra l'acqua che sgorga dalle sorgenti del Pollino, la Favata Alta, la Favata Bassa, la sorgente Nasceiume, nomi ai più sconosciuti, che identificano le fonti pure e quasi sempre abbondanti, che hanno dissetato e dissetano dalla fine degli anni '80 centinaia di migliaia di cittadini. È un sistema complesso l'Abate Marco, un insieme di opere di ingegneria idraulica e cavità naturali, il più grande acquedotto calabrese, che oggi fa i conti con una riduzione drastica delle risorse da distribuire alle comunità servite. Si spiega anche così la crisi idrica che interessa il Cosentino. L'emergenza era stata ampiamente annunciata. Non inganni la pioggia che scende in questi giorni, la siccità che paghiamo è quella dei mesi scorsi, un fenomeno straordinario che ha causato un calo della portata anche nei mesi di ottobre e novembre, storicamente più generosi. E la brutta notizia è che l'emergenza continuerà ancora a lungo. Noi avevamo annunciato che novembre sarebbe stato il mese più critico in conseguenza delle scarse precipitazioni che hanno interessato gli ultimi 12 mesi. Avevamo previsto un calo delle sorgenti fino al 30%, in effetti ci attestiamo alla data di oggi almeno 27% per l'acquedotto Abate Marco. Il problema è che le precipitazioni non sono riprese per come tipicamente accade nel nostro autunno, e in particolare ottobre è stato molto siccitoso e quindi ancora non possiamo prevedere quale sarà il momento più critico per l'approvvigionamento idrico. Sorical aveva sollevato il problema nei mesi scorsi avvisando i comuni. Oggi si è ancora in tempo per ridurre i disagi e lavorare per il futuro. Sicuramente attività di ricerca perdita in alcuni comuni dove c'è un grande divario fra le portate che noi continuiamo a erogare e le portate che dovrebbero essere invece consumate. In questi comuni la ricerca perdita ha ancora un significato. A volte basta rinvenire poche perdite rilevanti, come abbiamo fatto noi per esempio come Sorical all'Università della Calabria, per segnare un'inversione di tendenza e ripristinare una situazione sostenibile, sia pure con le ridotte erogazioni da parte degli acquedotti. E il Cosentino, Abate Marco dipendente, a soffrire enormemente. Il resto della regione può contare su un sistema più organico. Non abbiamo problemi significativi in provincia di Reggio Calabria, qualche problema in provincia di Vibo Valentia, dove spesso l'approvvigionamento da pozzi consente di integrare le risorse sorgentizie degli acquedotti. Lo diceva Gianluca, nel servizio rubinetti ancora a secco in provincia di Cosenza, cittadini esasperati ed amministratori alla ricerca di soluzioni. Questa mattina c'è stato un tavolo tecnico a Castrolibero fra sindaco, regione Sorical e acque potabili. Vediamo.
Apri il rubinetto e l'acqua non scorre, sempre più frequente nelle case di Castrolibero, in particolare ad Andreotta. Intanto in casa restano piatti da lavare, lavatrici da fare e la cucina spenta, la qualità di vita che si abbassa inevitabilmente, aspettando il rumore del liquido nei tubi come se fosse il suono più armonioso di sempre, e non importa se arriva di notte e stravolge il ritmo sonno-veglia. Accade anche a Rende e Cosenza. Per tante famiglie è più di un disagio, è uno stravolgimento di abitudini, una questione di igiene, ci dicono chiamando in redazione. Chiamano noi perché, sottolineano, rispondiamo al telefono, cosa che non è scontata, e raccontano di centralini muti. La portata d'acqua diminuisce, i comuni non sanno come rispondere all'emergenza quotidiana, botta e risposta con acque potabili a suon di ordinanze e la caccia nella rete colabrodo alle perdite per recuperare e non disperdere il prezioso liquido. Stamattina nella sede municipale a Castrolibero un tavolo tecnico per trovare la soluzione al problema. Già lunedì inizieremo a capire dove risiedono le criticità, i problemi, per intervenire nel più breve tempo possibile. Ci auguriamo e auspichiamo che la Regione Calabria individui presto, anche attraverso la costituente azienda idrica calabrese, diciamo, delle forme per superare questa crisi che ovviamente non coinvolge solo Castrolibero ma l'intera regione. Adesso la cronaca. Giuseppe Canale fu ucciso da 2 killer vibonesi assoldati da alcuni clan reggini per 14.000 euro. L'omicidio avvenne nel 2011, oggi sono finiti i manetti, i mandanti ed esecutori materiali. Sentiamo. Da Reggio Calabria si sono spostati fino a Soriano per assoldare 2 killer. È bastata una cifra tra i 10.000 e i 14.000 euro a Nicola Figliuzzi e Cristian Loielo per assumere l'incarico di uccidere a Reggio Calabria il 12 agosto del 2011 Giuseppe Canale, 33 anni, ritenuto personaggio vicino alla cosca Serraino. I 2 killer della Vibonesi all'epoca dei fatti erano poco più che ventenni, ma non hanno avuto scrupoli nel trasformarsi in killer e sparare in pieno giorno, mentre la vittima si trovava nei pressi di un bar. Una esecuzione inquietante nella sua freddezza. Infatti Canale tentò di sfuggire all'agguato allontanandosi a piedi, ma fu inseguito dai sicari che gli spararono più volte, finendolo poi con un colpo di pistola alla testa. Nell'agguato rimase pure ferito in modo non grave un passante raggiunto accidentalmente da uno dei colpi di pistola sparati contro la vittima predestinata. Questa la ricostruzione degli investigatori, che ritengono che il movente alla base dell'omicidio sia stata la volontà di incidere sugli equilibri criminali fra i gruppi della zona nord di Reggio Calabria, modificati a seguito degli arresti che nei mesi precedenti al delitto avevano interessato i vertici della cosca. I 2 arresti arrivano in seguito alle dichiarazioni rese da Arbena Ibrahimi e Vasvi Beluli, 2 killer stranieri assoldati in passato dai Patania di Stefanaconi, divenuti nel frattempo collaboratori di giustizia e che hanno confessato di aver compiuto diverse azioni sanguinose nel Vibonese, alcune anche in concorso proprio con Figliuzzi e Loielo. Nicola Figliuzzi, 27 anni, di Sant'Angelo di Gerocarne, ma residente a Pizzoni, ha già sulle spalle una condanna in primo grado a 20 anni di reclusione per l'omicidio di Giuseppe Matina alias Gringia, ucciso a Stefanaconi nel 2012, e in via definitiva per il tentato omicidio di Francesco Scrugli, compiuto nel febbraio 2012 a Vibo Valentia, a pochi passi dalla questura, mentre è stato assolto dall'accusa di associazione mafiosa nel processo denominato romanzo criminale, ma è ancora imputato in appello come esecutore materiale per il tentato omicidio di Francesco Calafati, avvenuto a Stefanaconi il 21 marzo sempre del 2012. Non è da meno Cristian Loielo, 27 anni, di Gerocarne, anche lui condannato all'ergastolo in primo grado quale esecutore dell'omicidio di Giuseppe Matina, ma assolto dal Tribunale Collegiale di Vibo Valentia dall'accusa di associazione mafiosa nell'ambito del processo denominato romanzo criminale. Ancora per la cronaca parliamo di falsi braccianti, perché è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Montegiordano in provincia di Cosenza una truffa ai danni dell'INPS per oltre 110.000 euro, coinvolto anche un funzionario dell'Istituto di Previdenza. Vediamo.
C'è anche un funzionario dell'INPS tra le persone coinvolte nell'operazione della Guardia di Finanza di Montegiordano sui falsi braccianti agricoli, questa volta a mettere a segno la truffa, che ammonta a 110.000 euro ai danni dell'Istituto di Previdenza, sarebbe stata un'impresa agricola con sede a Matera attraverso il solito sistema dell'assunzione fittizia di manodopera nelle zone di Corigliano, Cassano e Rossano. Le indagini della Guardia di Finanza di Montegiordano, svolte in stretta collaborazione con l'INPS di Rossano, hanno consentito di accertare che l'azienda materana, mediante la predisposizione di falsi contratti di fitto di terreni, avrebbe dichiarato una rilevante disponibilità di fondi agricoli idonei a giustificare, con riferimento al solo anno 2014, l'assunzione fittizia di 160 operai agricoli a tempo determinato, con la dichiarazione di 16.000 false giornate lavorative. E i falsi braccianti avrebbero così illecitamente richiesto indennità di disoccupazione, sussidi di maternità, assegni familiari e indennità di malattia per un valore di oltre 110.000 euro. Gli inquirenti hanno inoltre accertato che parte delle indebite erogazioni sarebbero state effettuate grazie alla compiacenza di un funzionario dell'INPS, il quale avrebbe forzato le procedure di controllo consentendo l'indebita erogazione di circa 24.000 euro ad alcuni falsi braccianti. Adesso il titolare dell'azienda agricola è stato denunciato, insieme ai 160 falsi braccianti e al funzionario dell'Istituto di Previdenza. Quest'ultimo è stato segnalato anche alla Procura regionale della Corte dei Conti per il danno erariale causato alla pubblica amministrazione. Adesso una notizia di cronaca che arriva da Cosenza, dove c'è un pericolo scampato per una donna di 90 anni grazie al tempestivo intervento dei poliziotti allertati dalla sala operativa della questura, alla quale erano giunte numerose segnalazioni telefoniche relative ad un incendio in corso in un appartamento al quinto piano in un palazzo del centro cittadino. Personale della squadra volante si è recata sul posto davanti al portone d'ingresso. Gli agenti hanno trovato il portiere del palazzo che ha indicato loro la porta d'ingresso dell'appartamento. I poliziotti così hanno deciso di agire e all'interno c'era una donna di 90 anni in evidente stato confusionale provocato presumibilmente dall'alta percentuale di monossido di carbonio presente all'interno dell'appartamento. L'anziana è stata aiutata a rialzarsi, accompagnata sul balcone dell'appartamento, superando l'ostacolo della tapparella rotta al fine di consentirle di respirare. Nel frattempo è giunta anche sul posto un'altra volante che ha aiutato ad evacuare l'appartamento, mentre il personale della Polizia di Stato ha fornito i primi soccorsi alla donna. Anche sul posto anche i vigili del fuoco di Cosenza, che hanno provveduto a spegnere le fiamme. All'origine dell'incendio presumibilmente dell'olio fuoriuscito da una pentola sul fuoco. Adesso i nostri 100 secondi di cronaca. Una lavanderia industriale riconducibile ad un presunto esponente del clan Muto di Cetraro è stata sequestrata a Diamante, centro del Tirreno cosentino. La lavanderia risulta appartenente ad Antonio Mandaliti, di 60 anni, ma formalmente intestata alla moglie. I due sono stati arrestati nell'ambito dell'operazione Frontiere, eseguita nell'estate del 2016 su direttive della DDA di Catanzaro contro la Cosca Muto. Il decreto con cui è stato disposto il sequestro è stato emesso dal Tribunale di Cosenza. In bocca all'autostrada a Contromano, rimane gravemente ferito un anziano automobilista accaduto a San Mango d'Aquino sulla A2. L'anziano è stato soccorso e trasportato in codice rosso nell'ospedale di Cosenza. Da quanto si è appreso non sarebbe in pericolo di vita. Sorpreso dalla Guardia di Finanza della Mezzia Terme mentre spacciava davanti alle scuole, arrestato un ventenne trovato in possesso di 6 grammi di marijuana. La successiva perquisizione domiciliare condotta con le unità cinofile ha permesso di trovare altri 176 grammi di marijuana, 17 semi di cannabis e un bilancino di precisione. Violenza privata e lesioni aggravate dalle modalità mafiose e spaccio di stupefacenti. Sono questi i reati che vengono contestati a vario titolo dalla Procura di Bologna ad 8 persone, raggiunte stamani da un'ordinanza di tutela cautelare emessa dal GIP ed eseguita dai Carabinieri del ROS. Nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia figurano soggetti già coinvolti nel gennaio del 2015 nell'operazione Emilia, in particolare esponenti di spicco della cosca crotonese di 'Ndrangheta dei Grandi Aratti. I Carabinieri Forestali di Cosenza hanno eseguito il sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cosenza di un'area edificabile di circa 7.000 m² di proprietà di una società immobiliare cosentina. L'area posta tra Viale Parco e Via Popile, il cui valore commerciale è di circa 4 milioni di euro, è stata sequestrata per combustione illecita di rifiuti.
Adesso parliamo del mancato pagamento degli stipendi ai lavoratori, stop della raccolta di rifiuti in 8 comuni della Piana. Oggi la protesta, vediamo. Stop alla raccolta dei rifiuti in 8 comuni della Piana di Gioia Tauro. Ad annunciare la giornata di sciopero indetta per oggi è Valerio Romano della Filcams CGIL di Gioia Tauro. È ormai insostenibile, dice il sindacalista, la situazione dei lavoratori addetti alla raccolta dei rifiuti, spazzamento delle strade ed aree di stoccaggio di molti comuni della Piana. Abbiamo indetto 3 scioperi dei lavoratori dell'azienda Haset che svolge la propria attività nei comuni di Sinopoli, Melicuccà, San Procopio, Seminara, Sant'Eufemio ad Aspromonte, ormai senza retribuzione da giugno, con mezzi precari e spesso anche rischiosi. Il problema di liquidità dell'azienda sequestrata dalla magistratura nel mese di novembre 2016, prosegue il sindacalista, nasce dal mancato pagamento di molti comuni della fascia ionica a cui la società presta il servizio, situazione che nonostante gli sforzi dei lavoratori, dei custodi giudiziari e dei comuni della Piana non sembra risolvibile nel tempo, tanto che abbiamo chiesto nei giorni scorsi ai comuni di sostituirsi all'azienda e di pagare direttamente i lavoratori, essendo anche responsabili solidalmente, e negli altri territori della Piana le cose non sembrano andare al meglio. Stessa vicenda attanaglia la Radia, afferma il sindacalista, che presta la propria attività sui comuni di Rizziconi e Maropati, oltre ad avere un'area di stoccaggio rifiuti anche loro da anni in amministrazione giudiziaria. Poi c'è il capitolo di Palmi, la Locride Ambiente che gestisce il servizio, che vive una situazione totalmente diversa, afferma Romano. L'azienda subentrata a Palmi dal mese di luglio si è caratterizzata per i continui ritardi nei pagamenti degli stipendi e per il mancato rispetto del contratto nazionale. Inoltre ad oggi ancora non ha assunto alcun lavoratore che doveva essere assunto. Solo ieri ha pagato i dipendenti la mensilità di settembre, ma non ha consegnato i contratti di lavoro e le buste paghe, i buoni pasto che ancora aspettano di essere pagati. E ancora nel Reggino, polemiche social fra i sindaci di Platì e Bianco e botta risposta via web. Sentiamo. La notizia è arrivata via social. Sul suo profilo Facebook ieri sera, poco dopo le 20, il sindaco di Bianco Aldo Canturi ha postato qualcosa a metà tra lo sfogo e la dichiarazione istituzionale. Canturi ha scritto di aver appreso che il sindaco di Platì, Rosario Sergi, avrebbe convocato i suoi legali per valutare l'ipotesi di querelare per diffamazione il suo omologo di Bianco. Secondo quanto scritto dallo stesso Canturi sul suo profilo, Sergi non avrebbe gradito un passaggio dell'intervento di Canturi, appunto, in occasione dell'ultima assemblea dei sindaci della Locride. Parlando delle problematiche che da sempre attanagliano il comprensorio, Canturi si sarebbe riferito a Platì, sostenendo tesi che sono state giudicate offensive e diffamanti da Sergi. Il primo cittadino di Bianco smentisce di aver offeso in qualche modo Platì, annuncia che ove fosse querelato darà mandato ai suoi legali di valutare le opportune determinazioni. L'ultimo episodio, che interessa l'organo di rappresentanza dei primi cittadini locridei, conferma le difficoltà di dialogo che da anni si rilevano all'interno dell'Assemblea. Periodicamente emergono dinamiche conflittuali e tutto ciò a prescindere dalle governance che si sono succedute nel tempo. Un certo immobilismo ha poi dominato per diversi anni, tanto che si fece riferimento ad un possibile rischio di scissione. Si ipotizzò di creare organismi paralleli composti da numeri più ristretti di comuni rispetto ai 42 municipi della Locride. Parliamo adesso della Fondazione Agnelli e del rapporto che premia 2 licei del Catanzarese. Si tratta di un liceo classico privato a Soverato e di un liceo scientifico a Chiaravalle. Sono i primi in Calabria. Dallo studio emerge il divario di istruzione fra nord e sud. Vediamo. Il liceo privato Sant'Antonio da Padova di Soverato e il liceo scientifico Enzo Ferrari di Chiaravalle sono i licei eccellenza della Calabria, i primi in regione, secondo lo studio della Fondazione Agnelli, che promuove le scuole superiori italiane utilizzando sostanzialmente 2 criteri, ossia la capacità dei licei e degli istituti tecnici di orientare gli studenti agli studi universitari. In particolare il liceo scientifico Ferrari di Chiaravalle ha registrato un 27
97% di ex studenti che dopo il diploma hanno scelto una facoltà tecnica. Punteggio alto in graduatoria per il migliore liceo classico della regione, l'Istituto Privato di Soverato, che ha registrato un 65,61. Nelle altre province, a Reggio, buona la performance del liceo scientifico Leonardo da Vinci, nel Cosentino la sorpresa del liceo scientifico di Amantea, per il liceo classico il podio è del Gioacchino da Fiore di Rende, nel Vibonese ad emergere è lo scientifico Einaudi di Serra San Bruno, leggermente più distanti i dati di Crotone, dove un posto al sole spetta al liceo scientifico Filolao. Dal rapporto emerge un sistema calabrese non omogeneo, dove a prevalere in qualità sono i piccoli istituti. Resta poi il divario tra l'istruzione calabrese e quella del nord. Si pensi che a Pavia il liceo classico ha un indice che tocca quota 92. Dallo studio infine si deduce che la maggior parte degli studenti scelgono di frequentare l'Università della Calabria e la Magna Grecia di Catanzaro. E a proposito di Catanzaro, anche lì un convegno storico che ha come tema la Brigata Catanzaro, una storia di eroismo durante la Prima Guerra Mondiale che si è svolto nell'auditorium dell'ITIS Scalfaro nel centenario della seconda decimazione. Sentiamo. La rivolta della Brigata Catanzaro, avvenuta il 16 luglio 1917 a Santa Maria la Longa, fu il più grave episodio di ammutinamento all'interno del Regio Esercito durante la Prima Guerra Mondiale e l'unico in cui sia avvenuta una vera e propria rivolta organizzata. Una storia di eroismo, quella della Brigata Catanzaro, che nella Prima Guerra Mondiale si coprì di gloria, è stata ricordata nel centenario della seconda decimazione grazie ad un progetto promosso dall'Istituto Calabrese per la storia dell'antifascismo e dell'Italia contemporanea e dal Comitato Spontaneo per le celebrazioni. Progetto sposato dal presidente della Giunta regionale Mario Oliverio, che ha voluto assicurare il sostegno e la partecipazione della Regione Calabria. L'iniziativa a cui ha partecipato l'ufficio scolastico di Catanzaro si è aperta con la proiezione di un documentario realizzato sui luoghi in cui operò la Brigata Catanzaro. Il progetto è stato possibile grazie alle ricerche condotte negli anni dal giornalista Mario Saccà. Al convegno ha partecipato fra gli altri il presidente emerito del Senato Franco Marini, attuale presidente del Comitato Anniversari di Interesse Nazionale. La milizia e il lavoro, l'impegno, la tenuta della Brigata Catanzaro è fuori discussione. Io quando vado in giro, non a Catanzaro, che qualcuno può dire, lei può dire, ma insomma sta a casa, Catanzaro non si tocca. Poi si vede qualche piccola questione che c'è stata, e non sempre per colpa dei giovani che stavano nelle trincee, ma delle indicazioni che si davano e qualche volta erano sbagliate. Questo si deve dire con grande chiarezza, senza esagerare diciamo così, nel fare una cosa con i piedi per terra, razionale, seria. E abbiamo richiamato quei due episodi, due personaggi strani, straordinari, come Filippo Corridoni e D'Annunzio, che dicono che hanno militato dentro almeno Corridoni, dentro un reggimento della Brigata Calabria, e dicono un meraviglioso reggimento. L'iniziativa, patrocinata dalla Regione Calabria, è realizzata grazie al sostegno scientifico dell'ICSAIC, rientra in un progetto che prevede anche pubblicazioni sulla Grande Guerra e sulla stessa Brigata Catanzaro, un folder commemorativo da collezionare e cartoline filateliche con annullo in collaborazione con Poste Italiane, e quei bozzetti sono il risultato di un concorso a cui hanno partecipato allievi dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Seguiranno anche un'edizione critica del diario dell'ufficiale Bernardo Barberio e altre iniziative nei prossimi mesi. Ed ora spostiamoci a Rizziconi, dove continua la mobilitazione dei lavoratori della Casa di Cura San Francesco. Continua la mobilitazione dei lavoratori della Fondazione Casa di Riposo per Anziani San Francesco d'Assisi di Rizziconi. Da 2 giorni i dipendenti hanno messo in atto un'azione di protesta con lo sciopero della fame, presidiando sotto la pioggia con striscioni la struttura di via Santa Maria Superiore a causa della mancata retribuzione di 8 mensilità arretrate. La Fondazione San Francesco d'Assisi gestisce una casa di riposo per anziani attiva dal 1949 che nel corso degli anni si è meritata
alla definizione di struttura modello nel suo settore. Oggi purtroppo torna a trovarsi in difficoltà economica a causa della mancata distribuzione di alcune rette da parte dell'azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. Alcune fonti parlano che la causa determinante della mancata effettuazione dei contributi sarebbe da ricercarsi nella non presentazione da parte della Fondazione del documento unico di regolarità contributiva, documento che Equitalia non ha rilasciato essendo creditrice per conto dell'INPS di circa 200.000 euro come contributi assicurativi. Un campanello d'allarme che torna dopo un periodo di calma economica per una fondazione che non si limita soltanto alle cure degli anziani, ma da qualche anno ospita anche 12 migranti non accompagnati per i quali la prefettura eroga i contributi. I dipendenti quindi da 2 giorni non hanno potuto fare a meno di esternare in modo clamoroso con lo sciopero della fame il loro disappunto. Tra bivacchi improvvisati e striscioni con frasi roboanti, sotto la pioggia scrosciante va avanti la manifestazione pacifica dei lavoratori. È da evidenziare che i dipendenti, nonostante abbiano proclamato lo stato di agitazione, a turno si stanno alternando per accudire gli anziani ricoverati. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Come anticipato nelle puntate precedenti, l'ingresso della seconda perturbazione del mese di novembre dal Golfo del Leone sul Mediterraneo centrale nelle prossime ore causerà un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche sulla nostra regione. Le zone maggiormente interessate saranno i versanti ionici, in particolar modo quelli della Calabria centro-meridionale. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Sabato, sui versanti tirrenici, generali condizioni di cieli parzialmente nuvolosi, senza fenomeni degni di nota. Al mattino sui versanti ionici, ed in particolar modo quelli della Calabria meridionale, insisterà una debole instabilità, in miglioramento nel corso della giornata. Temperature in leggero rialzo. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Sabato il Mar Tirreno generalmente poco mosso, con venti a regime di brezza. Il Mar Ionio molto mosso, ad esclusione del Golfo di Corigliano, che risulterà poco mosso, con venti moderati dai quadranti meridionali. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie, arrivederci al prossimo appuntamento. Bene, è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.